Si è svolta nei giorni scorsi a Castelfranco Veneto la 37esima assemblea ordinaria dei soci di Aprolav, l'associazione dei produttori regionali di latte del Veneto. Andiamo a sentire dalle parole dei protagonisti, soprattutto del presidente Terenzio Borga, come è andato il 2022. Presidente Terenzio Borga, il Veneto resta una delle regioni più importanti per la produzione del latte. La produzione si sta assestando con un leggerissimo calo, però la qualità rimane. Da sempre il Veneto ha questo cavallo di battaglia, la qualità dei nostri formaggi. Effettivamente siamo sempre sulla produzione più o meno costante, in leggero calo, però sempre il nostro 90-92% di trasformazione in prodotti di pregio. È sempre stata, diciamo così, la bandiera per la quale perseguiamo e effettivamente ci è riconosciuta da tutti. Le opere che fa Aprolav per la promozione e per l'informazione dà una mano a far sì che questo sia anche divulgato, che tutti capiscano in che maniera lavora il Veneto sul lattiero caseario. Ma forse non tutti capiscono, o meglio fuori d'Italia sì, in Italia no. In Italia abbiamo un problema grandissimo, arriviamo sempre anni dopo quello che fanno gli altri. Questa volta di proposito abbiamo voluto invitare ancora ospiti del nord Europa, olandesi e belgi, che stanno già guardando avanti. Come al solito siamo arrivati tardi con le quote latte, con la direttiva nitrati, la fosfati e quant'altro. Noi siamo andati avanti, siamo andati a vedere cosa fanno per i crediti di carbonio, da inquinanti che siamo sempre stati tacciati a disinquinanti, perché effettivamente in Olanda e in Belgio hanno costruito cooperative per recuperare i crediti di carbonio e venderli a chi effettivamente produce inquinamento. Noi lo diciamo da sempre, è strano che le nostre vacche, le nostre coltivazioni producano inquinamento, ed effettivamente gli altri paesi si stanno attivando per recuperare quelli che sono i pensieri che noi abbiamo sempre espresso, e abbiamo sentito il belga, sentiamo l'olandese, loro già sono attivati per vendere appunto i crediti che stanno avendo dalle coltivazioni che fanno e dagli allevamenti. Anziché essere inquinanti, sono i nostri reflui, sono un modo per non creare inquinamento. Per fare il latte ci vogliono le vacche, le aziende, gli uomini e ci vuole l'acqua. Come siamo messi con la siccità? Il bello è anche questo, abbiamo sentito che determinati tipi di coltivazione, determinati tipi di trattamenti sui terreni con questi recuperi di carbonio portano anche a minor bisogno d'acqua, e questo qua dovremo approfondirlo. Noi non siamo il Belgio, non siamo l'Olanda, noi dell'acqua abbiamo bisogno. Effettivamente abbiamo visto l'anno scorso un anno particolarmente disastroso per quello che riguarda le irrigazioni, quanti problemi ci sono stati. Per fare le colture abbiamo bisogno dell'acqua, ma se la gente vuole mangiare deve capire che l'acqua non è che la beviamo o la sperperiamo, la utilizziamo per creare alimenti, per creare il benessere del quale la popolazione ha bisogno. Mi viene in mente certi passaggi che fanno sulla non utilizzo della carne, non utilizzo delle proteine animali, ma mi raccontava il mio nonno, che gli raccontava il suo bisnonno, ma soprattutto all'inizio degli anni 900 e fino al dopoguerra, la gente moriva di pellagra. La pellagra lo sappiamo benissimo qual è, mancavano proprio il tipo di proteina che noi invece andiamo a proporre per il benessere del consumatore. Il nostro lavoro, ci crediamo e siamo convinti di avere ragione sulle realtà che viviamo. Alberto Menghi del Centro Ricerca e Produzione Animali ha fatto un quadro generale dell'andamento del mercato. Ci faccia il quadro nazionale, europeo e mondiale, che è diversificato. Sì, allora stamattina appunto abbiamo affrontato un po' il mercato del latte, che a livello mondiale negli ultimi mesi, soprattutto nel 2022, ha visto un aumento delle produzioni e quindi un fortissimo calo del prezzo.
In pratica, se l'anno scorso prezzi del latte sui mercati arrivavano addirittura a 70 euro a quintale, quest'anno già siamo a quotazioni dimezzate intorno ai 35-36. Quindi per gli allevatori italiani, questo prezzo, stiamo parlando appunto delle quotazioni italiane, diventa un prezzo difficilmente sostenibile, perché allo stesso tempo lo scorso anno abbiamo assistito a un fortissimo aumento dei costi di produzione che sono aumentati sia dal punto di vista dei mangimi che dal punto di vista dell'energia, e sono passati da quotazioni che noi avevamo stimato intorno ai 50 euro nel 2019, sono arrivati a 63 euro a quintale, per cui capite che con un costo di produzione a 63, un prezzo che arriva a 35-36, le aziende si trovano in grossissime difficoltà di liquidità. C'è anche un netto calo della quantità di aziende. Esattamente, cioè noi ci troviamo in una situazione di un mercato in cui la domanda e offerta crea dei cicli, e ad ogni ciclo come questo a ribasso le aziende che non riescono a coprire i costi di produzione, a non fare reddito, chiudono. In particolare chiudono ovviamente in tutta Italia, però in Veneto vediamo una concentrazione, cioè una riduzione molto marcata. Abbiamo visto che negli ultimi 4 anni il 17% delle stalle ha chiuso, questo significa oltre 600 allevamenti che chiudono. Considerate appunto che in un allevamento possono lavorare 2-3 persone, significa anche una grossa perdita di manodopera, quindi di occupazione, di presidio del territorio, quindi una perdita di una stalla è una perdita difficilmente recuperabile. Oggi stiamo ritornando in una normalità, sperando che la normalità sia anche sui costi di produzione e su tutto il resto. Diversamente il settore potrebbe andare effettivamente in difficoltà. L'Italia nel contesto europeo come si colloca per la sua lunga esperienza aziendale? L'Italia è un paese che ha dovuto soffrire, ha sofferto moltissimo gli anni delle quote latte, che forse solo gli anziani ricordano, ma il mondo agricolo l'ha vissuto veramente con grande difficoltà. La fine delle quote latte ha permesso alle aziende di crescere, di produrre meglio. Oggi abbiamo aziende d'eccellenza e il problema è che oggi ci sono alti costi e dovremo soprattutto rincorrere quello che stanno già facendo altri paesi europei, ovvero la sostenibilità e l'impronta di carbonio. Appunto, cos'è che ci manca? Siamo sempre un po' indietro. Siamo indietro, non è che siamo indietro, è che dovremmo avere delle direttive chiare e far sì che il mondo agricolo capisca effettivamente quelle che sono le tendenze alle quali deve perseguire. Quindi le indicazioni chiare devono arrivare dalla politica. Dopodiché è parte dei tecnici aiutare gli allevatori a realizzare questi nuovi obiettivi.